Allora, eccoci qua. Eccoci, Allora. l'enciclica scomparsa. L'enciclica scomparsa è un altro giallo nel giallo e vediamo un attimo il nostro contributo e poi ne parleremo. Nel giugno del 1938, mentre Mussolini preparava le leggi razziali emanate nel settembre dello stesso anno, Pio XI incaricò un gesuita statunitense, John Lafarge, di preparare la bozza dell'enciclica Humani Generis Unitas contro le stesse, un documento di condanna della Chiesa contro le discriminazioni razziali di ogni genere. Il Papa aveva letto il libro di Lafarge contro il razzismo negli Stati Uniti ed era rimasto colpito dai motivi che negavano l'esistenza delle razze. Nel giugno del 1938 John Lafarge fu chiamato a Roma in segreto, a Castel Gandolfo, dove fu incaricato dal Papa della stesura dell'enciclica. Nonostante l'incarico fosse secretato, Lafarge fu costretto ad informare il generale dei Gesuiti, Ledo Cioschi, che gli affiancò 2 teologi. Il lavoro si svolse a Parigi e ad enciclica conclusa, Lafarge, prima di tornare in America, portò a Roma il lavoro compiuto. In sostanza conteneva non solo la condanna delle leggi razziali, ma la denuncia di inadempienza dei patti lateranensi e del concordato con Hitler. Ledo Cioschi, quale capo supremo dei Gesuiti, lo trattiene per dare un'ultima lettura del testo, per poi farlo avere al Papa. Lafarge torna in America fiducioso, ma l'enciclica rimarrà nelle mani del generale dei Gesuiti. Pio XI cerca Lafarge per avere il testo e solo 4 mesi dopo lo ottiene da Ledo Cioschi. Solo a metà del gennaio del 1939, infatti, Pio XI metterà le mani sul testo dell'enciclica. Il Papa, fatte le modifiche, ne ordina la stampa nelle tipografie vaticane. Il testo dell'enciclica, stampato in 1 migliaio di copie, sparì subito dopo il decesso del pontefice. Domenico Tardini, collaboratore della segreteria vaticana, il 15 febbraio 1939 riferirà della telefonata del cardinale Eugenio Pacelli, il successore Papa Pio XII, che disponeva che tutto il materiale relativo al discorso che Papa Pio XI aveva preparato per l'adunanza dei vescovi dell'11 febbraio, così come il materiale relativo all'enciclica in possesso della tipografia, venisse distrutto. Domenico Tardini chiarì dunque che fu proprio Pio XII a far deliberatamente sparire l'enciclica antinazifascista del suo predecessore Pio XI. L'enciclica Humani Generis Unitas rimase nascosta fino al 1995, quando fu pubblicata in Francia e poi nel 97 in inglese. Quindi si sospettò sulle reali cause della sua morte, ma ben si sa che morto un papa se ne fa un altro, e fu la volta appunto di Papa Pacelli, in arte Pio XII, che regnerà per quasi 20 anni indisturbato il soglio pontificio e la Repubblica Italiana. Allora, il professor Del Panta conosce la storia e ci vuol commentare questa enciclica scritta quando si diceva questo Papa non deve parlare, questo Papa non deve scrivere, questo Papa non deve comunicare. Prego. Come nota di colore partirei dal fatto che in anni di complottismo ovviamente rileggere questi fatti può portare a valutazioni anche scorrette. Però è interessante notare come ancora oggi non ci sia un parere unanime da parte degli storici, non tanto ovviamente a cosa contenesse quell'enciclica, che ormai è di pubblico e quindi è accessibile a tutti, ma soprattutto rispetto alle intenzioni del suo successore. Perché mentre qualche storico tende a leggere il tentativo del futuro Papa Pio XII di non dare alle stampe, di non rendere pubblica questa enciclica e il discorso di Pio XI come un tentativo di vicinanza verso il regime fascista, ci sono altri storici che invece sostengono la tesi opposta, ovvero che questo fosse un tentativo di non fornire, per chi questa enciclica, di non fornire un possibile gancio al regime fascista, al regime nazista, perché questa enciclica conteneva dei passaggi abbastanza duri rispetto o posizioni che potremmo definire anche antisemite.
anche se ovviamente partito da un presupposto completamente diverso rispetto all'antisemitismo tipico del nazionalsocialismo. Quindi queste due posizioni diverse e questa morte ovviamente avvenuta il giorno prima del discorso hanno fatto sì che ci fosse la possibilità di una vasta diffusione di presunti complotti. Però questa enciclica non è specificamente antisemita. È antirazzista, cioè nel senso è fatta contro il razzismo. Non per niente Sì. Lafarge appunto aveva scritto il libro contro il razzismo in America. Lafarge verrà anche, sarà al memorial con Martin Luther King quando farà il discorso a Eva Dream, e viene proprio presentato come il razzismo, come il male che viene a crearsi, e anche la considerazione per cui viene accusata di antisemitismo è sul discorso che fa: non può esistere una distinzione in base alla religione, viene considerata, il giudaismo si considerano diversi rispetto agli altri. Ma al di là di quello, oltre alle coincidenze, che poi ripeto, fino a prova contraria non possiamo dare giudizi, anche se effettivamente insomma ci sono molte coincidenze particolari. C'è una tempistica che è sospetta. molto forte, insomma. Resta il dato, cioè questa enciclica, al di là di tutti i sospetti, resta il fatto che questa enciclica, che prima di essere portata comunque alle stampe viene fatta girare, è in mano al Papa Nero, che sappiamo in generale dei Gesuiti appunto il Papa Nero, viene vista, rigirata, poi non trova pubblicazione. Evidentemente era un testo scomodo. Poi tutto quello che può essere, ripeto, sono congetture che possiamo fare, possiamo analizzare, possiamo fare ipotesi, ed è il bello della storia poter fare ipotesi, pensare, creare dei collegamenti. Il collegamento però che non si può non notare è che questa non è stata fatta pubblicare. Se il testo non è stato fatto pubblicare vuol dire che evidentemente era un testo scomodo. Sì, appunto, il razzismo in questa enciclica è stato commissionato da Pio XI proprio a Lafarge, che è un francese che ha un giornale in America, che scrive per il movimento religioso cristiano in America, e che quindi ha grande conoscenza del razzismo americano. Non vuole aggredire subito Mussolini e Hitler, quindi parte dal concetto molto generale del razzismo, ma poi chiede a Lafarge di fare un capitolo, e questo è scomparso, sulla denuncia dei patti lateranensi e del concordato con Hitler, perché appunto Hitler e Mussolini non avevano rispettato i patti. Per quale motivo? Perché Hitler appena aveva, allora c'erano i giovani fascisti naturalmente, la prima esperienza è stata con i patti lateranensi ed era l'alternativa all'azione cattolica. In Germania, diciamo, l'unico punto del concordato che non viene cambiato, perché Hitler pezzo pezzo lo sostituisce tutto, praticamente diciamo che Pacelli, che era l'interlocutore diretto con Hitler, si trova spiazzato completamente, il suo concordato viene spogliato totalmente e rimane poco. Ma alla fine riescono a ottenere che perlomeno sarà cancellato il Centrum, il partito democristiano dell'epoca, quindi viene annullato. I cristiani non possono fare politica, vengono tolti i partiti, però rimane l'azione cattolica. E questo diciamo che è un punto a favore del concordato scritto e fatto con Pacelli e poi firmato dal fratello. Ma l'altro aspetto invece che è molto importante è che non significa il giorno dopo che ha firmato il concordato, Hitler emana una legge
i giovani tedeschi si possono iscrivere a una sola organizzazione, di qualsiasi tipo essa sia, sono liberi, però una sola. E naturalmente i giovani potevano essere o dalla parte dell'Azione Cattolica o dalla parte della Gioventù Hitleriana. E naturalmente era più opportuno essere della Gioventù Hitleriana piuttosto che dell'Azione Cattolica, e questo è il percorso di Benedetto XVI, che è iscritto alla Gioventù Hitleriana, successivamente trovato in campo di concentramento americano e trattenuto per 2 anni perché aveva la divisa delle SS. E questi erano i percorsi, quindi abbiamo un Papa che deve sapersi muovere, ma quella enciclica conteneva una denuncia dei patti lateranensi e del concordato con la Germania. Allora, abbiamo un pezzo ancora, l'ultimo, la morte di Pio XI e i sospetti che appunto il nostro professor Fusaro ci proponeva. Veramente è un Papa che è morto, diciamo, naturalmente o è stato accompagnato? Ecco, vediamo questo pezzo e poi lo commentiamo. Un attacco cardiaco stronca Papa Giuseppe Ratti. Circolano strane voci. C'è aria torbida, annota Ciano nei diari. Si dice che il duce tema seriamente di essere scomunicato. Si mormora che il duce si sia rivolto, per una missione di fiducia molto speciale, al professore Francesco Petacci. Oltre ad essere il padre di Claretta, la sua giovane amante, il professor Petacci è anche uno dei medici del Papa. Quale sia lo scopo di questa missione e se la stessa missione esista o meno, non è documentato a oggi da nessuna parte. Di certo c'è che, passato a miglior vita Pio XI, anche la sua enciclica, pronta per la firma, è riposta in un faldone e archiviata per sempre. Prego. Appunto, come si diceva, se non viene pubblicata vuol dire che qualcosa è scomoda. Sull'attacco cardiaco non sappiamo appunto nulla, ripeto, ci sono queste coincidenze, poi le coincidenze sono sempre tante, e sappiamo però anche che le morti in Vaticano spesso sono molto strane, insomma, l'abbiamo visto nella puntata con Celestino V su Bonifacio VIII, se viene ucciso prima oppure no. Ma anche più recente abbiamo il mese di Giovanni Paolo I, insomma, certo. Quindi questo stranamente, questo Papa Luciani che dura solo un mese. Quindi sulle morti rimaniamo tra coloro che sono sospesi. Rimaniamo sospesi. Resta il fatto, ripeto, che una enciclica preparata non viene stampata. Si dovrà aspettare appunto il 1995. No, viene stampata, ma viene distrutto. Subito 1000 copie dell'enciclica vengono subito tolte, e poi verranno desecretati i documenti soltanto nel 2006, 2005, 2006 cominciano i primi studi sulle carte di Pio XI. Quindi insomma c'è ancora un alone di mistero che bisognerà indagare. Professor Gianni Del Panta, i sospetti su questa morte improvvisa del Papa, anziano, sicuramente aveva i suoi problemi, però perché ad aspettare di essere ricevuto c'era un certo cardinale Tisserand. Prego, professore. No, la tempistica è oggettivamente sospetta. Io ritengo infondato, quantomeno poco probabile, la possibilità di una scomunica a Benito Mussolini. La ritengo poco probabile rispetto al percorso dei quasi 20 anni precedenti, 17 anni di rapporto e di relazione tra il regime fascista e il Papa. Questo non vuol dire ovviamente che la pubblicazione avvenuta, anche se poi prontamente ritirata, di questa enciclica era un'enciclica scomoda, potesse portare a una serie di frizioni rispetto al regime. La scomunica di Mussolini mi sembra di poter dire
che fosse un atto troppo forte, che non mi sembrava, che non mi sembra nelle corde di questo papà. Prego. Per concludere, Marco Chinaglia. Ci sono un paio di cose che è bene osservare. Intanto, a proposito di questi sempre elementi contraddittori che caratterizzano la politica vaticana, come giustamente prima si osservava, c'è una denuncia del razzismo, no? Del diritto al razzismo, ma va anche detto, prima si citava in inizio di trasmissione Pio IX, il percorso che parte dal sillabo in avanti, che c'è un ribadire una posizione di tradizionale antigiudaismo. Questo va detto perché nell'enciclica questa cosa non viene assolutamente elusa, tanto che lo stesso Pio XII poi durante la guerra farà tutta una serie di discorsi, da lì inizia tutto quel capitolo, no, dei cosiddetti silenzi, sì, certo, che insomma, una larga fortuna ha avuto anche nella pubblicistica nel dopoguerra, che fa tutta una serie di giri di parole, insomma, dice tanti fratelli che in questa situazione presente soffrono, senza mai però andare al punto e preciso. Quindi intanto c'è questo aspetto che, e questo è curioso perché giustamente prima si diceva che una parte di questa enciclica viene resa nota da Roncalli ai tempi del Vaticano II. Ricordiamo che Papa Roncalli è colui che fa un gesto coraggiosissimo, cioè elimina dalla preghiera del Venerdì Santo una formula odiosa che era la formula preghiamo per i perfidi giudei, no? Coloro che hanno perso la fede. Dopodiché mi si permetta una battuta sul dottor Petacci. Abbiamo evocato prima la figura del cardinale Schuster. Il cardinale Schuster non solo è colui che esalta evidentemente la figura di Mussolini dicendo che appunto era superiore ai grandi, ma il cardinale Schuster opera nei giorni della liberazione per salvare la vita a Mussolini. Questo è cioè, lui il gran maestro, no, di quelle trattative che andarono a cattivo fine. E a proposito delle fedi nuziali, aggiungo una cosa, quanto diceva il collega Fusaro, non dimentichiamo che quel famoso oro alla patria, che era stato sostituito con delle fedi di ferro, no? Fu ritrovato nei famosi camion di Dongo e lì si aprono altre storie, no? Qualcuno dice che qualche anche partito politico italiano si sia arricchito con i soldi con le raccolti dall'oro di Dongo, ma anche qua siamo nel campo delle ipotesi. Certo è che insomma è una morte quantomeno sospetta, come molte sono le storie, no? Io sono la via, la verità e la vita, diceva Cristo, ma insomma diciamo che la Chiesa Cattolica non è sempre stata fedele a questo motto. Ecco. Bene, allora vi ringrazio tutti di questa passeggiata nella storia. Abbiamo visto come i momenti storici influiscono sulle decisioni dei grandi personaggi che si adattano e talvolta riescono anche a superare certi momenti critici. Certamente Pio XI è stato un papa particolare perché bisognerebbe meglio approfondire il contesto entro cui lui si è mosso a livello storico. È un personaggio che sicuramente ha lasciato una traccia importante nella Chiesa, anche se non è divulgata questa traccia, perché ha avuto coraggio nei momenti più difficili di prendere decisioni difficili. C'è un testo, un libro molto bello, questo Papa non deve parlare. E si è spiegato esattamente quello che lui diceva e faceva pubblicare, veniva regolarmente smentito dagli stessi cardinali e persone che lo circondavano, e fu isolato completamente, praticamente dagli stessi suoi collaboratori, al punto tale appunto che, ma isolarono anche quelli che erano favorevoli a questo Papa. Il cardinale Tisserand è uno di questi e viene trattenuto fuori mentre appunto lui risulta essere ammalato e rimane isolato completamente. Il cardinale Tisserand è arrivato da Parigi, vuole parlare assolutamente perché ha un sospetto nei confronti del momento storico in cui sta vivendo questo Papa, che è già annunciato una settimana prima di ammalarsi in una riunione di suore e di vescovi, che lui presenterà questo
questa enciclica, un'enciclica molto pungente e che sarà poi recuperata da Giovanni XXIII nel momento in cui farà il Concilio Vaticano II e trarrà una parte del contenuto di questa enciclica per pacificare quella parte della guerra che aveva determinato uno scontro epocale, perché la seconda guerra mondiale è stata quella che tutti noi conosciamo, ma dietro quella guerra c'era anche una grande crociata, soprattutto contro i serbi e soprattutto contro i cristiani ortodossi. E quindi il Vaticano II ha voluto riunire tutte le religioni e cercare di cancellare una memoria che sarebbe stato estremamente difficile da cancellare, soprattutto all'indomani della morte di Pio XII, che stava fomentandosi una serie di diciamo, ipotesi politiche su questo Papa che ancora rimangono. Ecco, grazie di essere intervenuti. Certo, grazie ai nostri ospiti, grazie al professor Damiano Fusaro, al professor Gianni Del Panta e al professor Marco Chinaglia per essere stati con noi. Adesso invece per i nostri telespettatori avremo un breve break pubblicitario e poi torniamo con la nostra rubrica del Memento. Questa sera si occupa di economia, di attualità, perché negli ultimi mesi c'è stato un balzo, un'impennata dei prezzi delle materie prime che sta creando non pochi problemi con come dire, un futuro che potrebbe essere caratterizzato da un'inflazione più marcata e una situazione peraltro che va a ribadire il ruolo dominante della Cina in quest'ambito. Ci vengono dall'Europa saranno azzerati da una forma di inflazione se il nostro movimento, diciamo, se la nostra politica non riesce a tamponare questa situazione, naturalmente giocherà a favore delle grandi potenze politiche, Stati Uniti e soprattutto Cina, che in questo momento ha fatto aggiotaggio di materie prime e quindi poi le rimetterà nel mercato a un prezzo che saranno come le mascherine. Esatto. Hanno imparato dalle mascherine e sono passati all'acciaio. Esatto. A tra poco.